Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento. Stiamo assistendo in questi giorni a un picco di influenza particolarmente virulento. Molti di voi che ci seguite da casa probabilmente, mi ci metto anche io, abbiamo passato le feste sotto le coperte. Il virus continuerà ad aggirarsi ancora per un paio di mesi. È un'influenza da record, ma pur sempre un'influenza che però sta mettendo sotto pressione gli ospedali, a partire dai pronto soccorso che sono particolarmente sovraffollati. Non è una novità, dobbiamo dire, la coperta è sempre quella, è troppo corta, organico scoperto in questi punti di emergenza, i posti letto che scarseggiano nei reparti, insomma si crea ogni volta la tempesta perfetta. Ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento subito. Qui in studio con noi c'è Renato Passalacqua, tesoriere regionale del CIMO, che è il sindacato dei medici. Benvenuto. Buonasera a tutti. E in collegamento abbiamo Salvatore Vaccaro, vice segretario nazionale del NURSIN, il sindacato degli infermieri. Allora, dottore Passalacqua, dicevamo è una tempesta perfetta, condizioni critiche che si ripresentano ad ogni appunto influenza, oppure prima con il Covid, in particolare nei pronto soccorso. Perché? Spieghiamo ai nostri telespettatori, che ricordo potete inviarci messaggi al nostro numero 342 745 5005, perché si crea questa criticità in particolare nei pronto soccorso? Ma perché la gente preferisce prevalentemente andare nei pronto soccorso? Perché ha una risposta più immediata, più rapida, perché la gente realmente dovrebbe fare affidamento innanzitutto al medico di famiglia, al medico curante, che poi al bisogno dovrebbe indirizzare al pronto soccorso. È chiaro che un afflusso di questo genere, assommando all'afflusso normale che c'è in tutti i giorni al pronto soccorso, sta provocando una difficoltà tra il personale medico e il personale infermieristico, e spesso ci sono attese importanti e lunghe. Ecco, lei però sta dicendo allora un po' la gran parte della colpa è sull'utente che non si rivolge alla medicina del territorio. L'utente dovrebbe rivolgersi principalmente alla medicina del territorio, fare affidamento principalmente al medico curante, al proprio medico di famiglia. Ecco, però vediamo anche, ha preparato delle grafiche, che i medici di famiglia, così come altri medici, sono in realtà, ci sono stati dei grandissimi tagli. Se vediamo la grafica che riguarda la carenza di organico, quella successiva, ci sono 30.000 medici ospedalieri in meno e 10.000 medici di famiglia in meno, e sono passati, parliamo negli ultimi 10 anni, da 45 a 35.000. Quindi l'utente, il famoso paziente che si rivolge all'ospedale, intanto sicuramente avendo meno medici di famiglia, ogni medico avrà un sovraccarico di pazienti da seguire, e in ospedali ci sono, sappiamo bene, anche carenza di organico. Questo è proprio vero, i medici di famiglia oggi sono oberati dal lavoro, perché in realtà col venir meno di medici che sono andati in quiescenza si sono sovraccaricati di numero di assistiti pur di garantire l'assistenza. È chiaro che anche gli ospedali sono in grandissima difficoltà, soprattutto i pronto soccorso, e oggi abbiamo su una dotazione organica complessiva una carenza di circa il 45% di medici. Ecco, le faccio vedere il dato nazionale che riguarda il pronto soccorso, si parla di 60% dei posti di medicina d'urgenza scoperto, il dato siciliano è un po' più... Il dato siciliano è intorno al 55%. Voi avete fatto proprio un censimento? Abbiamo fatto un censimento alcuni mesi addietro e abbiamo visto che la carenza è veramente importante, già il 50% dell'organico è una carenza importantissima, per cui i medici non riescono a coprire i turni, non riescono ad avere le ferie e ovviamente non lavorano con serenità. Ecco, perché i medici non vogliono più andare a lavorare nei pronto soccorso? L'abbiamo spesso raccontato anche nel telegiornale, è una situazione complicata, ci sono state spesso aggressioni, ma basta solo questo a spiegare questa ritrosia? È una situazione complessa perché si è venuta a creare una discrepanza importante tra domanda e offerta. Poi ovviamente chi oggi si laurea e si specializza difficilmente sceglie di andare in pronto soccorso. Perché? Perché è un lavoro a rischio,
perché è un lavoro pesante, soprattutto se gli organici sono carenti, perché la retribuzione spesso non è adeguata. Lei pensi che un medico di prima nomina ha uno stipendio intorno ai 2.500 euro al mese. Gli stessi medici fanno anche un ragionamento: se io devo andare a fare il medico di pronto soccorso a 2.500 euro al mese, preferisco fare il medico gettonista dove ne guadagno 10.000 con sicuramente minor carico di lavoro. Sì, questa è veramente un'assurdità del nostro sistema di cui parleremo ancora meglio. Poi se mi consente gli altri due argomenti a cui lei aveva accennato. Il medico in ospedale spesso non si sente sicuro. Non si sente sicuro per due motivi: per le aggressioni che frequentemente avvengono e soprattutto per il rischio denuncia. Bisogna arrivare alla depenalizzazione dell'atto medico, perché se no i medici, non solo in pronto soccorso ma anche in tante altre branche, preferiranno non andare, preferiranno andare al privato. Al privato. Intanto invito anche voi che ci seguite da casa a raccontarci se avete avuto recentemente purtroppo delle esperienze di contatto in pronto soccorso, e poi voglio andare da Salvo Vaccaro del NURSI, del sindacato degli infermieri, perché anche voi ovviamente siete in prima linea in questo lavoro che abbiamo detto è diventato un lavoro a rischio. C'è stato il recente caso dell'infermiera aggredita che adesso dice: io ho paura a tornare al lavoro. Anche per voi c'è questa situazione? Sì, purtroppo continuiamo a subire segnalazioni di aggressioni su tutto il territorio nazionale. Ovviamente il pronto soccorso, che è la prima linea, continua questa purtroppo grave situazione che sta mettendo a repentaglio anche non solo l'attività lavorativa giornaliera, ma mette anche la paura all'interno come professionista che preferisce, diciamo, o cambiare reparto, o cambiare azienda pur di non andare più a lavorare in pronto soccorso. La situazione, come abbiamo detto, è abbastanza drammatica. Come carenza di infermieri noi abbiamo gli organici che sono ridotti all'osso, e in più ovviamente anche noi ci ammaliamo, e quindi su organici già ridotti ci troviamo da una parte il sovraffollamento all'interno dei pronto soccorsi e dall'altra il personale che si ammala, che riduce ancora la capacità assistenziale di queste strutture che sono estremamente importanti. Io volevo andare sul discorso che si parlava del territorio. Tanti di questi codici che arrivano in pronto soccorso di fatto non ricevono risposte sul territorio, o perché i medici di base sono pochi, o perché comunque non è stata mai realizzata un'integrazione ospedale-territorio, per cui come risposta immediata si riversano nel pronto soccorso, causando quel sovraffollamento che oggi arriva al 150% per l'ospedale Cervello e al 325% per l'ospedale Ingressia. Io ricordo che aspetti, può ripetere questi dati, visto che fa riferimento a dei presidi esatti? Quindi sì. i codici più leggeri, no? Codice verde e codice bianco, a quanto ammontano? Allora, sull'ospedale, per esempio Ingressia di Palermo, noi abbiamo praticamente circa 40 persone in sala d'attesa. In tempo reale abbiamo 10 persone in codice verde, 16 in codice giallo e 4 in codice rosso. I codici minori e 4 in codice bianco, quindi il 50% per esempio sono codici minori che potrebbero essere trattati anche sul territorio, e questo genera sovraffollamento. Ma per esempio sempre alle 2 avevamo il Santeria che aveva 40 persone, 46 persone in attesa, di cui il 50% erano codici minori.
Quindi sono dati che si aggirano tra il 40 e il 50%, questi dei codici minori. Però è anche vero che si dice che l'utente deve andare dal medico, ma l'utente non sa valutare che cosa gli sta succedendo, quindi è chiaro che magari corre in ospedale perché vuole una risposta, è il triage che poi deve fare questa selezione, questa differenza. Diciamo, forse è un sistema che deve essere ripensato, no? Passa l'acqua. Ma guardi, a mio modo di vedere va ripensato tutto il sistema territoriale, il sistema di assistenza territoriale. Poi io posso anche capire gli utenti che si riversano in ospedale perché? Perché l'utente quando ha una necessità vuole una risposta rapida, per non dire immediata, e l'ospedale lo dà. Il medico di famiglia non è che non dà risposte, il medico di famiglia dà risposte, però quando il medico di famiglia vede che c'è necessità di prenotare un esame, le liste di attesa per le prenotazioni sono inverosimili e allora giustamente l'utente si rivolge in ospedale. Non ultimo, devo dire che poi in ospedale è tutto gratuito. È tutto rapido e gratuito. È tutto rapido se uno riesce a entrare, se no poi si rivolge al privato e quindi di fatto è costretto a pagare. A proposito, intanto vi do un dato che è appena stato diffuso ieri, che sono state azzerate all'ASP di Catania le liste d'attesa per prestazioni ambulatoriali e interventi chirurgici del 2022. Quindi siamo comunque indietro di un anno abbondante, ma c'è questa corsa dietro direttive regionali comunque a cercare gli utenti, contattarli, vedere se sono ancora intenzionati a svolgere questo lavoro e poi vengono azzerati. Questo, se mi consente, è già un grosso passo in avanti, perché le liste di attesa si erano accumulate, si erano formate dal tempo del Covid. Già l'aver espletato l'elezione del 2022 è un dato importante e soddisfacente. Assolutamente, assolutamente. Allora vi voglio leggere un messaggio di una nostra telespettatrice che ci sta seguendo, si chiama Maria Cristina e dice la sua esperienza che il suo medico è andato in vacanza, in ferie da Natale a Capodanno, è tornato al lavoro giorno 8, sia lui che l'infermiera che ci conosce ha lasciato un dottore sostituto solo senza infermiera, lasciati abbandonati. Così si sente questa signora. Ecco perché qualcuno preferisce rivolgersi al pronto soccorso anziché a un dottore che non lo conosce. Quindi uno che sta male dove deve andare, io ho chiamato la guardia medica e gli ho consigliato cosa fare. Allora adesso vedo che si è collegato con noi anche Vincenzo Lapunzina, che non è un medico ma è rappresentante di un comitato di cittadini che tra poco ci spiegherà che cosa state organizzando, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, ma tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando della coperta troppo corta degli ospedali del pronto soccorso in particolare, che vanno sotto pressione in alcuni momenti particolari come quello che stiamo vivendo a causa di questo picco di influenza. Ripropongo alcuni dati importanti che riguardano l'Italia, la sanità negli ultimi 10 anni, 111 ospedali chiusi in Italia, 30.000 posti letto tagliati e quasi 3 milioni di ricoveri in meno. In Sicilia ci sono 58 presidi ospedalieri. Qualcuno dice che sono troppi. Vincenzo Lapunzina è il presidente di un'associazione delle zone franche montane, un comitato di cittadini che da tempo state facendo una battaglia per tutelare l'ospedale Madonna Santissimo dell'Alto di Petralia Sottana, ma non soltanto per tenerlo aperto ad ogni costo. Voi avete anche un'idea precisa di una riconversione, diciamo, intelligente di questa struttura? Buongiorno, intanto la proposta di riconversione la definirei sostenibile. Sì, ci sono 58 ospedali, 47 sono ospedali ibridi che non si possono reggere se non verranno riconvertiti e se non diventeranno sostanzialmente produttivi. E uno di questi è quello del vostro territorio, no? Sì, il nostro è la Cenerentola di tutti gli ospedali della Sicilia, perché il nostro è un ospedale di montagna difficilmente accessibile, lontano dai centri abitati, dagli ospedali
lontani dal DEA, dagli ospedali di secondo livello. Su questo non vi è dubbio. Noi come associazione da anni ci battiamo per il diritto di residenza nelle terre alte di Sicilia. Questo è il punto, il diritto di risiedere in montagna. Una delle condizioni fondamentali per risiedere in montagna è una buona sanità. La sanità non si improvvisa, la sanità si programma. Per fare un buon medico ci vogliono 10 anni. Oggi piangersi sul latte versato mi sembra un po' infantile, perché tutti coloro i quali parliamo di sanità oggi, avendo un'età adulta, abbiamo un'esperienza degli ultimi 10 anni. Il punto, cara collega, è la sanità del 2033. Si sta programmando, si sta pensando alla sanità del 2033? Perché se noi continuiamo a pensare alla sanità di oggi, nel frattempo il tempo passa e non pensiamo alla sanità del 2033 e fra 10 anni continueremo ad avere i soliti problemi. E non mi venite a parlare, nessuno mi venga a parlare che è un problema economico, perché non è un problema economico. I soldi ci sono, prova di sia che la regione siciliana a dicembre 2023, il 16 dicembre, ha rinunziato ad 8 miliardi e mezzo di euro che erano destinati alla sanità siciliana. È un problema di organizzazione, non è un problema economico. Renato Passalacqua, è vero che fra 10 anni, lei diceva prima, gli studenti che adesso sono in medicina e che devono superare questo imbuto anche del numero chiuso, è un problema che si risolverà fra 10 anni, però insomma 10 anni sono dopodomani. Io dicevo il contrario. Ma guardi, io le voglio dare un dato a proposito della sproporzione tra domanda e offerta. C'è stato un bando della Regione Sicilia per 1400 posti di medici di varie specializzazioni della UE e extra UE, sì, conclusosi il 31 dicembre. Sì. 1400 posti, credo che abbiano partecipato in 25. Sì. Cioè questo la dice lunga sulla possibilità di reperire medici. Sull'attrattività e sulla possibilità di reperire medici. Poi certo che un problema organizzativo ce lo dobbiamo porre. Rimodulare la rete territoriale e rimodulare anche la rete ospedaliera. Ospedale, noi non possiamo più permetterci gli ospedali sotto casa. Gli ospedali devono essere degli ospedali veri e propri. L'insegna non significa nulla. L'ospedale è una struttura che deve dare servizi adeguati, che deve essere un contorno di strutture che possano dare veramente un servizio sanitario all'utente, al paziente. Per cui quello che andrebbe rivisto è il numero degli ospedali in funzione all'epidemiologia delle zone, agli snodi viari, e io credo che sia stato un errore fondamentale quello di aver voluto racchiudere tutti i grossi ospedali nei grandi centri. Ci potevano essere ospedali che erano anche fuori dal centro, ma che erano in una zona dove confluivano numerose reti viarie e numerosi centri periferici. La Punzina, vi prego di dare risposte brevi perché siamo ormai alle ultime battute. Perché un medico dovrebbe accettare, abbiamo sentito che al bando regionale hanno risposto in pochi, perché dovrebbe accettare di andare a lavorare per esempio a Petralia Sottana? Il dottore ha fatto un'analisi intelligente, da competente, e non vi è dubbio che è condivisibile. Il medico accetta dove ha possibilità di crescita umana e professionale. Non è soltanto un discorso economico, perché il Covid ha portato esclusivamente benefici. Quasi quasi ai medici di famiglia non conviene più fare il medico di famiglia, si dimettono e vanno a lavorare nei pronti soccorsi a 100 euro, a 90 euro, a 70 euro l'ora, con le prestazioni aggiuntive. Così fanno il loro orario di servizio, staccano il telefono. Bisogna, attraverso le organizzazioni che aggregano tutti i medici, riportare le lancette dell'orologio a prima del Covid, perché altrimenti noi così non andiamo da nessuna parte. Un medico raggiunge Petralia Sottana, e qui va bene a dire il dottore, il tesoriere del CIMO,
a dire di ripensare la rete ospedaliera. Una rete ospedaliera si può pensare in funzione, e quindi in funzione dell'attrattività che il medico, il giovane medico può avere nel raggiungere un ospedale come quello di Petralia, perché altrimenti un cardiologo a Petralia senza posti letto di cardiologia non verrà mai. Eppure nella rete ospedaliera del 2019 c'erano previsti 6 posti letto di cardiologia. Allora, se questo ospedale, ritorno alla sua domanda, lo rimoduliamo in funzione della produttività, noi come Zone Franche Montane, come Associazione Zone Franche Montane, abbiamo proposto alla Regione Siciliana, presto faremo un incontro, una tavola rotonda con dei tecnici che ci parleranno di riabilitazione. Di fare un centro per la riabilitazione, questa è la vostra proposta. Sì. Che possa diventare un centro di riferimento regionale riabilitativo, polmonare, neurologico e cardiologico, che possa reggere la struttura ospedaliera, soprattutto l'area di emergenza urgenza. Non abbiamo un rianimatore reperibile. Ecco, questa di Petralia Sottana, questa proposta, no, di convertire gli ospedali in centri di specializzazione, in questo caso per la riabilitazione o per la terza età, è una possibilità. Ma io adesso voglio andare anche da Vaccaro e vi leggo dei messaggi che un po' ci danno le altre sfaccettature del problema, quello visto appunto dagli utenti, e ci scrive che molti medici di base, noi diciamo manca il medico di famiglia che deve smistare, in realtà ci dice consigliano sin da subito, sin dall'insorgere delle prime difficoltà dell'influenza, di andare al pronto soccorso anche tramite ambulanza, e quindi un po' ci contraddice tutto quello che abbiamo detto, perché se poi è il medico di famiglia che è il primo che non si prende la responsabilità e vi invita l'utente, il paziente, ad andare al pronto soccorso, non abbiamo risolto niente. Vaccaro del Nursid, quindi rappresentante degli infermieri, anche per voi c'è difficoltà di reperire personale e anche voi reclutate il personale all'estero? In Sicilia abbiamo meno difficoltà a reperire personale da questo punto di vista, perché la scuola, cioè l'università riesce a produrre un certo numero di infermieri che poi potrebbero essere utilizzati. Purtroppo la dotazione organica prevista allo stato attuale, quindi i tetti di spesa per il personale, sono notevolmente bassi, per cui non si riesce a immettere, pur essendoci infermieri in Sicilia sul mercato, nelle aziende ospedaliere, proprio perché non ci sono i soldi previsti per poterli pagare. Quindi noi abbiamo questa problematica. In realtà occorrerebbero da dati ufficiali almeno 5.000 infermieri su tutto il territorio siciliano per mettere in sicurezza le strutture, e che questo è per mettere in sicurezza le strutture che abbiamo a tutt'oggi, senza parlare del discorso del PNRR. È ovvio che il cittadino che non ha risposte sul territorio, e considerando che un medico ha oggi 1.500 assistiti, quando viene chiamato da più parti per avere risposte di carattere sanitario, gli consiglia, tra virgolette, di andare in pronto soccorso. Allora vi leggo l'ultimo messaggio e poi facciamo l'ultimo giro breve di risposte. Ci scrive questo telespettatore dicendo che ha preso il virus intestinale, ha provato a chiamare il medico curante, dopo tante telefonate non si è presentato a casa, la guardia medica di San Giorgio non rispondeva, ci siamo messi nelle mani della farmacia. Incredibile. Ma guardi, sui singoli casi ora io non sto a discutere, può darsi che si verifichino anche questi. Ciò non fa però del medico curante una categoria non adeguata, questo tendo a dirlo. È chiaro che il paziente vuole tutto e subito, e ha anche ragione a volere tutto e subito, però il medico curante è il fulcro di raccolta di quelle che dovrebbero essere le prime esigenze, e poi dovrebbe lui orientare all'accesso in ospedale o meno a secondo la gravità della situazione.
Questo è il concetto di medicina del territorio che dovrebbe funzionare. Poi nel territorio ci sono anche altri assetti medici specialistici che dovrebbero garantire l'attività specialistica, che devono funzionare e che funzionano anche. Per cui sul caso singolo può anche esserci stato, ma non sto qui a commentarlo. Io voglio solamente dire che bisogna ripensare una sanità diversa. Adesso, per esempio, nella finanziaria è stato previsto, per evitare che i medici di pronto soccorso non vadano nelle cosiddette zone disagiate, già il nome a me non piace, di dare un aumento di 1.000 euro per le zone disagiate. A parte il fatto che io vorrei che poi si definissero quali sono le zone disagiate, che come dice giustamente il signore di Pietralia Sottana, se un ospedale funziona bene, se il medico si trova bene, il medico ci va con piacere. Ma se noi cominciamo a dare delle gratificazioni alle zone disagiate, ai medici, dovremmo darle a tutti, perché se no è possibile che dal pronto soccorso e alle città la gente vada nelle zone disagiate per guadagnare qualcosa di più. Cioè bisogna ripensare a una sanità differente, a una sanità meglio organizzata. Ecco, cominciamo a pensarci. La Punzina, brevemente, siamo in chiusura. Mi piace discutere con il segretario del CIMO, che ci ritroviamo su diverse cose. A proposito del segretario delle professioni infermieristiche, io non accetto il concetto non ci sono i soldi e quindi non si può operare, oppure la normativa è quella, da un test all'assunzione e non si può fare niente. I soldi ci sono, vanno spesi bene. Le normative non sono scritte e scolpite sulle tavole di Mosè e possono essere cambiate. Quindi il tema è l'organizzazione. Bisogna organizzare. L'organizzazione è un valore immateriale, non costa niente. Basta organizzarsi, basta mettersi insieme, ragionare e pensare alla medicina del futuro, alla sanità del futuro, che non può passare attraverso l'ospedalizzazione. La medicina del futuro deve passare attraverso i medici di base, che dovrebbero ritornare a fare i medici di base guarda, c'è una categoria in Sicilia che non si può toccare, sono i medici di base. Perché? Perché sono una fonte di voto. Ci sono medici di base che lavorano, che fanno il proprio dovere. Una pediatra di base il giorno dell'Epifania ha risposto al telefono per una questione di una certa gravità, potevano rispondere, quindi ci sono pediatri di base che rispondono anche durante il fine settimana quando non sono assolutamente, certo. Ci sono medici che non rispondono. I direttori sanitari dei distretti dovrebbero stare più attenti a questo tipo di servizio. Bisogna far rispettare le regole. I assolutamente, medici, assolutamente. Tutti devono rispettare le regole. Intanto Vincenzo La Punzina, lo dico agli altri, la dice lunga il fatto che questa sfida di trasformare questo ospedale in un centro di riabilitazione o per gli anziani sia portata avanti da un gruppo di cittadini. Questa la dice lunga. La Punzina è un rappresentante di un comitato di cittadini. L'ultima parola a Salvatore Vaccaro prima di chiudere. Sì. Allora, lì bisognerebbe operare in 3 modalità. Uno, garantire la rete di emergenza-urgenza in tutto il territorio siciliano, perché se uno si ammala e ha bisogno di un intervento urgente a Militello non può essere diverso da quello che ce l'ha a Palermo in città. Rifunzionalizzare gli ospedali, è chiaro che la legge 5 del 2009 che ha stabilito la rete ospedaliera ormai è desueta e quindi bisogna modificare la rete ospedaliera, ma la grande incognita e mai realizzata è il territorio su tutta la Sicilia, cioè la riorganizzazione del territorio che permetterebbe ovviamente la diminuzione dell'iperafflusso, perché molti codici verrebbero trattati dando risposte sul territorio. Poi volevo rispondere alla Punzina poco fa, non è che io mi accontento di quello che c'è, sto dicendo che attualmente il tetto di spesa è troppo basso, va alzato per poter aumentare l'organico in ospedale
perché occorrono e non si possono assumere, se non si ampliano i tetti di spesa, e quindi si devono ampliare, almeno 3.500 infermieri per mettere in sicurezza gli ospedali che attualmente ci sono. Benissimo, è chiaro, non vi posso dare diritto di replica perché già abbiamo sforato, però voglio chiudere con l'ultimo messaggio che ci è arrivato e che dice: tutti i cittadini sono di serie A e hanno diritto in qualunque luogo ad avere il massimo delle cure, gli ospedali non possono essere aziende, parola strausata, questa realtà ha distrutto il significato vero delle cure, questo ce lo scrive un nostro telespettatore. Noi siamo adesso in chiusura, ringrazio, siete d'accordo sostanzialmente. Renato Passalacqua, tesoriere del CIME, ringrazio Salvatore Vaccaro, vice segretario nazionale del Nursin, e ringrazio Vincenzo Lapunzina e vi auguro di portare avanti e di vincere questa sfida che vi siete posti. Grazie naturalmente anche a voi che ci seguite da casa.